Eccoci qua sempre insieme per segnalarvi i punti giusti, strategici per come divertirvi meglio in giro per l'Italia e non. In questo caso siamo proprio in Italia, siamo sempre in Italia per valorizzare il territorio. Ad esempio siamo a Col San Martino in provincia di Treviso in occasione della 61esima mostra del Valdobbiadene DOC. Questo appuntamento importante che già da 20 anni a questa parte è uno dei vini più famosi in Italia, ma direi anche all'estero. Lo conoscono tutti, per cui potevamo mancare anche quest'anno di essere presenti insieme a loro? Certo che no, per cui guardate il servizio. Prosecco significa anche un ambiente incomparabile e un territorio ricco di storia. In occasione della 61esima mostra del Valdobbiadene DOCG, che si apre sabato a Col San Martino, il comune di Farra di Soligo e la Proloco organizzano un'escursione alla scoperta di queste splendide colline candidate a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Anche quest'anno abbiamo organizzato come amministrazione comunale un'escursione sulle colline di Col San Martino. Dopo il grande successo dello scorso anno del Sentiero delle Vedette da Col San Martino a Soligo, quest'anno invece abbiamo voluto andare a vedere anche i luoghi della Grande Guerra. Quindi partenza domenica 26 marzo alle ore 8:30 da Piazza Rovere, fronte mostra del vino di Col San Martino. Da lì saliremo nella Mugliana a vedere le trincee, visto che in questi anni c'è anche la ricorrenza del centenario della Grande Guerra. Poi scenderemo per la valle del Rumit e anche lì ci saranno delle spiegazioni da parte dell'archeologo e storico Fabio Sartori che ci accompagnerà in questa escursione, per poi arrivare alla chiesa di San Martino e scendere di nuovo e ritrovarsi di nuovo a mezzogiorno di fronte alla mostra del vino. 8 chilometri, 3 ore di escursione, però panorami bellissimi, panorami candidati UNESCO che meritano di essere visti, anche perché, come sapete, il governo ha dato il via alla candidatura che adesso è al Vaglio di Parigi. Nel 2018 dovremmo diventare patrimonio dell'UNESCO, per cui non mi resta che aspettarvi domenica 26 marzo. Per ulteriori informazioni potete andare a vedere nel sito internet del comune o nel sito della Proloco di Col San Martino per potervi iscrivere e per vedere anche quello che sarà poi il percorso. Un grazie particolare anche quest'anno, come ogni anno, alla Proloco di Col San Martino che insieme all'amministrazione comunale organizza questa escursione, e anche al gruppo alpini di Col San Martino che ci accompagnerà con alcune persone lungo questo percorso che quest'anno andremo a fare. Per cui a domenica 26 marzo vi aspetto numerosi. Prova. Vai. Eccoci qua all'appuntamento Tutti in Piazza, e quest'oggi siamo qui a Romano de Zellino in occasione del Palio delle Contrade che ci sarà appunto tra l'ultimo giorno di aprile e il 1° di maggio. Prima di arrivare a questo appuntamento vogliamo ricordarvi un appuntamento importantissimo dove oltre ovviamente alle contrade ci sarà da mangiare, da bere, da divertirsi, insomma un momento importante di aggregazione per il paese e non solo. Vogliamo farvi vedere le immagini ovviamente dell'altro anno con l'invito anche quest'anno di essere presenti con noi. Allora, pronti? 3, 2, 1, via! Partito con il 5esimo! In testa Matteo! Corre Molinetto, in là in destra, Molinetto prima! Marco Castello secondo! Vediamo! Molinetto numero 8! Quarto numero 5! Molinetto Castello, secondo tiro, Molinetto Castello, sempre loro due. Molinetto Castello, Molinetto sempre avanti, vediamo il terzo. Marco Benacchio, le prova tutte Marco, Molinetto, al terzo tiro, sta allungando, Molinetto in aria. La prima donna sarete, le erbe, la perde in polisteria, l'ultimo giro, Molinetto in aria. Sta mettendo sotto, sta allungando di nuovo, le strega in aria, con la calza carina, le
Semena, come è possibile? Guarda che dovevamo difendere la nostra patria, la nostra terra. Ma i disertori, sia che va bene, che aspetta che era. Incontra Cacornaro, il ricordo è ancora vivo. Così si va a girare anche altra parte. Fatto bene. Ma voi le gambe che fa? Iacu! Ma che modo a pensare a seminare il cane con gli altri? So, sa stufo. E che sei sempre stati. E con ste robe quante esughi che mo fatto da tosati. Una bella maniera per divertirsi fin sera. Sui colli del Prosecco a Farra di Soligo, agriturismo al Credazzo. Da oltre 30 anni è gestito da Tiziano e Stella, con i più moderni servizi per una vacanza speciale, rilassante, unita a una cucina del territorio eccellente. A Concordia Sagittaria, Cavaccioni Automobili, vendita di autovetture nuove, autovetture direzionali, specializzati in trasformazione di autovetture in autocarri da 4 o 5 posti. Dal 2011 a Cassola, centro commerciale Cosma Center, 7000 metri quadri dove puoi trovare le migliori marche in articoli per la casa, giochi, articoli da regalo, arredamento interno. Inoltre ti offre un reparto di 3500 metri quadri tutto dedicato all'arredo esterno, dove puoi trovare un vasto assortimento nell'arredo giardino, piscine, gazebo, mobili, accessori e tutto per il campeggio. La qualità a un prezzo unico. A Castagnole, Eagle Caravans, officina auto multimarca con diagnosi elettronica, servizio pneumatici, tagliandi, sanificazione abitacolo con ozono, assistenza camper e caravan, montaggio accessori. GM Flex SRL, gruppo Materassai Riuniti, vi aspetta negli showroom di Mira, Rovigo e Ferrara. Venite a scoprire le regole e i benefici del buon riposo. A Mira, fino a fine settembre, fuori tutto! A Concordia Sagittaria, Icon SRL, con tecnologia all'avanguardia a rispetto delle normative vigenti dell'ambiente, vendiamo e noleggiamo ponteggi ed attrezzatura edile. Visita il nostro sito. Latteria Col San Martino di Iuri Stella, la storica bottega dove trovi tutto a chilometro zero, formaggi, salumi, prodotti da forno, il vecchio casolin, alimentari, tutti garantiti, controllati per assaporare ancora i gusti sani di una volta. Luisetto Cantieri è un'impresa edile specializzata nella ristrutturazione e finitura di immobili, abitazioni private, edifici industriali e commerciali. Un partner ad alto valore aggiunto sono la scelta e l'utilizzo convinti del metodo Global Service. Luisetto Industry, il partner dell'industria nel campo delle pavimentazioni, con specifiche ed elevati standard di igiene e sicurezza, a norme giuridiche, pavimentazioni, rivestimenti in clinker, antiacido, pozzetti, canalette in acciaio inox, standard igienici e di sicurezza.
A Farra di Soligo, MF Termoidraulica di Mantese Francesco. Da 20 anni siamo alla ricerca dei migliori materiali e attrezzature con formazione continua, attenzione all'utilizzo delle energie rinnovabili, specializzati in impianti per cantine vinicole, manutenzione e impianti civili. L'esperienza e professionalità ti guideranno in itinerari turistici con escursioni organizzate dal Montegrappa Code. Escursioni guidate in Code per scoprire, conoscere, vivere e amare il Monte Grappa. Visita il nostro sito. A Piove di Sacco, Poliambulatorio San Martino offre una vasta gamma di servizi per la salute con apparecchiature di ultima generazione e con circa 50 specialisti di elevata professionalità e competenza in ogni settore della medicina specialistica. Solida Costruzioni costruisce e restaura la tua casa. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione. Solida Costruzioni, per solide abitazioni di qualità. In centro a Bazzano, Trattoria Carducci, locale accogliente. Garantiamo una passeggiata enogastronomica eccellente, con curata cucina tradizionale e la nostra famosa paella. Trattoria da Lorenzo, il nuovo locale a 2 passi da Bassano. Bolliti, ossi di maiale, spalla reale di vitello, il paradiso della carne, anche per le vostre cene aziendali. Tutti in piazza!